Fioi! Fioi! Cosa sei nato? Mi ha accettato l'amicizia! Ma chi? L'Alice! Oh, grande! Ma ti mettiamo in queste puttanate? Che buono, che cazzo faccio adesso? Invitala al cinema. Tu che schei? Beh, le piace leggere, no? Regalale un libro. Tu che schei? Offrile da bere, ecco. Tu che schei? Un pacchetto di caramelle. Non si vede che non capi proprio un cazzo. Te mostrami perché sennò qua famo notte. Allora, informazioni. Che piace gli uomini? Vabbè, e fin qua che siamo. Poi, citazioni. Pensare ci rende sensibili alle sfumature dei sentimenti e alle possibilità dell'immaginazione. Kant. Ah, Kant! Sì, sono fiammato. Comunque ti scrivi Kant citazioni su Google. Ti vengono fuori le prime 5 e ti impari a memoria. Tu hai già messo dentro. Poi foto. E quei in costume da bagno ti scarichi, dopo ti fai i seghini, ti sei tranquillo. Sta altre, quei un artistiche del cazzo, tipo questa qua dove sei che abbraccia gli alberi. Questa ti mi piace a tutte quante e ti vedrà che questa qua ti ha già infiocinata, timbrata, obliterata, come ti dici te, vabbè, capito? Scusa, Mala, ma per curiosità, quante te ne sei scopate con questa tecnica? Nessuna. Però c'è una minchia così. Fioi, basta chiedere a loro, no? A loro chi? Agli autori. Oh, Silvio! Cosa gli facciamo fare a sto qua? Ale? Mi sembra bene, no? È buona. Ne farei un'altra per sicurezza, però. E... tac! Cioè? Cupido? Arco, frecce, colpo di fulmine, ste buie qua? Fa schifo. Fa schifo, Ale. Corri, dai, penso che ti fa male. Comunque è la migliore idea delle ultime 3 ore. Che cazzo ridi? Con chi ce l'ha adesso? Ti vuoi provarti? Ti credi sia facile? Ti vuoi scriverti? Ancora con sta storia, Albert, non c'è nessuno che ti guarda. Ride. Vabbè, su è a monte, cioè, è impossibile. Il piano repetto. Chi? Ripeto, il biondo degli 883. Vabbè, Fioi, facciamo ballare palla anche sta puntata. Tappetini nuovi, Arbor Magic. Dai, Silvia, dico la vera storia di Repetto. Allora, Mauro Repetto, all'apice della sua carriera con gli 883, si innamora di una modella americana che non conosceva, l'aveva vista una volta su un giornale. Allora va da Max Pezzali, lo molla e parte per Hollywood e decide di scrivere e produrre un film dove far recitare la modella così da poterla conoscere. Genio! Non capisco. Cosa non capisci, Silvia? Scriviamo una puntata dove facciamo recitare la tipa che piace a Pala. Così si conoscono sul set. Non so, a me piaceva di più Cupido. Eccolo, e questo alle mie spalle è uno dei 3 enormi massi staccatisi l'altra notte dalla parete rocciosa che sovrasta la provinciale 16 nel comune di Casaletto Spartano. Questo si è fermato. Settimana abbiamo parlato di questa mattina. Sboro 42 minuti per doppisse, ma se è possibile. Ehi, fuori skate? Io ho 5,50 € per la margherita. Mica arriva a Venezia senza viuste. Tiro fuori mi. Allora, venga da più skate? Sì, c'è anche la mancia. Ma giusto, dobbiamo lasciare anche la mancia. Che sboro anche a mancia va a Sarghe. Beh, la regola dice 2,5 centesimi a gradino. Ok. Arriviamo? Dai, Mala. Eccomi! Ciao, ho 4 pizze per Pala, giusto? Stop! Dai, Pala! Tocca a me. Nomi. Vabbè, rifacciamola.
Ruga Giuffa 2, corridoio sesta. Azione! Ciao, ho 4 Ah, grazie mille. Stop! Perché scusa? Se magari la lasci parlare. Pala, molla le spalle, sei rigidissimo. Respira. Oh, comunque Alice, perfetta, benissimo. Ruga Giuffa 2, corridoio 13ª. Corridoio 18ª. 20ª. Ruga Giuffa 2, corridoio 21ª. Azione! Ciao, ho 4 pizze per Pala, giusto? Sì, grazie mille. E sarebbero 32,50. Ah, sì, scusa, giusto. Stop. Perché? Ma perché, Pala? Figo, la 6 schede A. Dai, Pala, 21 chuck per 2 battute. Scusami, figlio, oggi sei così. Facciamo una pausa? Sì, dai, facciamo una pausa. Vabbè, 10 minuti però, Porca puttana. Un caffè per la star? Ehi, ma che star, dai, che ti ho fatto perdere il pomeriggio per girare una scena. Dai, tieni. Figurati, mi sto divertendo un sacco. Magari durasse di più. Senti, ma toglimi una curiosità. Dimmi. Il tuo è tutto talento o hai studiato da qualche parte? Dai, se dici così mi fai arrossire. Sei però, bravissimo. Ma allora, io do ascolto ai consigli di Ale. Però è anche vero che insomma io mi muovo su una linea, che è quella di Melbrook. Qualche infarinatura di Stanislavskovic e poi fondamentalmente sono un intuitivo, quindi la scena mi viene così. Ne sei a pacchi. Grazie. Ma tu invece la prima volta? No. Prima volta in assoluto. Dai, non ci posso credere. Ma Sì. sei un'apertura diaframmatica meravigliosa. Poi la pronuncia, il ritmo. Ma dai, non dire così. Ma sul serio, e gli occhi, caspita. Gli occhi sono meravigliosi. Secondo me potrebbe essere il tuo mestiere. Me lo insegni tu? Potrebbe essere divertente. Ma non so. L'idea di essere qualcun altro, evadere un po' da se stessi, mi sembra una cosa fantastica, no? Beh, sì, ha i suoi pro e i suoi contro, Tipo? Tipo, ad esempio, io di mio sarei magro. Solo che per Ruga Giuffa sono dovuto ingrassare. Guarda che roba. Che scemo. No, sul serio, ma guarda, scusami, Cioè, guarda che roba. E i pro? Beh, i pro sono che magari, sai, fai delle cose che nella vita reale non faresti mai. Tipo? Tipo... Bravi! Bravi, fioi! Stupendo! Che roba! Bravissimi! Grazie. E timore! Strepitosa! Bravissima! Bellissima! Meglio di Sara Tommasi! Ti sono piaciuta davvero, amore? Ma vieni qua! Madonna, che bella che ti sei! Scusami. Scusa, ho la camicia sotto. Giuffa, caffè indipendente, Ruga Giuffa capitale. Ti vuoi conoscere malafede, Afra, El Pala o Lorenz. Sconti sotto porto, guida e conta e so robe. Storie veneziane, Pronto, nonna? Ehi. No, non ce la faccio stasera, vengo domani. Dai un abbraccio al nonno, ok. Ok, ciao.
Ruga ciuffa, andiamo in ruga ciuffa. Ruga ciuffa, stiamo in ruga ciuffa. Ruga ciuffa, sempre ruga ciuffa. Castello indipendente, ruga ciuffa capitale. Oh, para. Es el me preferido.